Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buongiorno e ben ritrovati per il consueto commento di fine giornata dei mercati finanziari che copre il nostro prospetto. Lo vediamo insieme al termine di una giornata caratterizzata ancora una volta tra alti e bassi e nervosismo sui mercati, nelle sale operative. Allora, la Borsa di Milano è stata una delle poche a chiudere la giornata in maniera positiva, lo vediamo più 0,17%, Parigi meno 0,15%, Madrid meno 0,22%, Francoforte meno 0,33%, Londra più 0,32%, l'unica insieme a Milano positiva oggi in Europa, la Svizzera, Zurigo, meno 0,03%. In America come stanno andando i mercati? Vediamo che il Dow Jones perde lo 0,29%, il Nasdaq, il mercato delle aziende tecnologiche, lo 0,51%, e l'S&P 500 perde lo 0,43%. Naturalmente per i dati americani sono dati provvisori. Definitivi invece quelli delle borse asiatiche. Oggi, quando in Europa era ancora mattina, naturalmente Tokyo ha guadagnato un sensibile rialzo, più 3,14%, distinguendosi in questa giornata caratterizzata, come abbiamo detto, da un certo nervosismo sugli altri mercati. Infatti Hong Kong ha perso l'1,03% e Shanghai il 2,04%. Per quanto riguarda le monete, il cambio euro-dollaro lo vediamo a 1,58, 1,60%, 1,60, sono questi i valori della giornata su cui si è concentrato il cambio tra la moneta europea e quella americana. L'oro attorno ai $4.500 per oncia, il petrolio è tornato sopra ai $100, esattamente 108 il Brent. Il petrolio ancora una volta spinto a rialzo dalla situazione geopolitica internazionale. Nel pomeriggio la notizia clamorosa della giornata: droni ucraini hanno attaccato, come ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, il servizio federale di sicurezza della Federazione Russa a Kherson, in territorio ucraino momentaneamente occupato dai russi. Un attacco pesantissimo, 100 tra morti e feriti. Per ora è tutto, buona giornata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.